Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento settimanale di TVA è oggi l'ex sindaco di Agrigento Aldo Piazza, che ha deciso di scendere in campo. Lo ringraziamo per la sua disponibilità. Ecco, una notizia che ha dato sicuramente molto da scrivere a noi giornalisti, ma anche tra la gente, questa sorpresa che lei ha annunciato proprio da 2 o 3 giorni, la sua scesa in campo. Piazza, perché ha deciso di scendere? Ma guardi, direttore, io credo che il popolo agrigentino merita un valido rappresentante, se non altro perché i cittadini, quelli che praticamente vivono il territorio quotidianamente, purtroppo sono spesso abbandonati. Servono solo ed esclusivamente quando ci sono le elezioni, poi di fatto diventano dei numeri. Quindi sono stato per la verità molto combattuto da più di un anno, incontrare i cittadini che si lamentano evidentemente dei tanti problemi che vi sono in città, ma anche della mia presenza. Mi hanno sollecitato a scendere in campo, ma ho sempre detto che la politica purtroppo in questo momento o comunque non mi piace, così come ha gestito un po' le cose, perché molto spesso è lontana dai cittadini, non ha più un'anima, non ha più un cuore, non è vicina alla gente, non si occupa per risolvere i problemi, ma pensare bensì ad altre cose che non sto qui sicuramente a ricordare. E quindi questa pressione così in un momento particolare ho maturato l'idea proprio di ricandidarmi a sindaco per rappresentare proprio il popolo agrigentino, ma anche i tanti che sono insoddisfatti, sia addetti ai lavori politici ma anche gente che ha avuto un ruolo che in questo momento proprio non si riconosce più, e siccome si vuole in qualche modo riprendere in mano la situazione, perché è diventato impossibile, una città addormentata, una città senza un minimo di vitalità, una città che ha perso la sua identità, e quindi occorre secondo me che gli agrigentini prendano consapevolezza di sé, di ciò, e quindi iniziano veramente a prendere il proprio destino nelle mani e farlo con le persone con le quali c'è stata già un'esperienza, per quanto mi riguarda, positiva, per cui credo che il cammino può certamente essere più Cioè lei è fiducioso, fruttifero. ecco, da 2 giorni, da 3 giorni l'elaborazione del pensiero si è trasformata in azione attiva, quindi vuol dire che ha avuto anche dei riscontri tra la gente, tra i suoi amici, tra il suo gruppo di lavoro, che sicuramente lei sta già creando. Sì. Guardi, io sinceramente sono stato, come le dicevo poco fa, molto combattuto. Non è una cosa semplice, neanche bisogna banalizzare il gesto come se uno avesse voglia di fare un'avventura o misurarsi, diciamo, per apparire. Io sono stato sempre un uomo concreto, la mia esperienza e la mia esperienza professionale e anche politica lo sta qui a dimostrare, per i risultati che poi alla fine ho raggiunto, e quindi diciamo, mi sono sentito responsabile, a volte anche offeso per come, diciamo, la situazione sta procedendo in città, per cui tirarsi indietro in un momento in cui chiaramente pare che ci sia una svolta verso il degrado assoluto. È chiaro che ti devi caricare di responsabilità, non puoi stare così dietro le quinte, anzi è l'occasione invece per dire con grande coraggio: mettiamoci di buona volontà e vediamo se possiamo in anche alla luce modo... dell'esperienza che lei fece, diciamo, sia come Presidente del Consiglio che come Sindaco, anche perché, ricordiamolo, la sua fu un mandato fine a se stesso, nel senso che lei non ha avuto mai la possibilità storicamente per la città di chiedere un suo consenso verso il rinnovo, perché allora lei fece una scelta politica di campo, fece un passo indietro. Non c'è dubbio, io intanto credo che bisognerebbe sottolinearlo che non ho fatto 2 mandati, io ne ho fatto solo uno, ma siccome è stato così ricco e pieno, evidentemente qualcuno pensa che io abbia fatto per 2 volte il sindaco. Io l'ho fatto solo una volta, per 5 anni e mezzo sì, di cui 50 giorni quando ho sostituito Sodano, il sindaco Sodano, che era stato eletto al Senato, e quindi poi praticamente ho realizzato tantissime di quelle cose che
credo che molti sicuramente, anche i più giovani, comunque non ricordano, perché stiamo parlando di 17 anni fa, 12 anni fa quando ho lasciato, ma stiamo parlando di 18 anni quando ho iniziato questa esperienza. Tengo anche a precisare che praticamente io non ho diciamo, fallito su quello che come uomo di partito diciamo, ho fatto un passo indietro, perché essendo un uomo proprio di partito mi è stato chiesto di farlo, io l'ho fatto, ho obbedito. Con dispiacere. Con dispiacere, certamente, perché la cosa più bella è quella di sapere durante il percorso amministrativo di avere guidato la città per 5 anni e mezzo se uno evidentemente ha fatto bene o ha fatto male, tutto ciò. Quindi lei si fa forte anche di questa esperienza passata in politica, che oggi è importante, perché oggi vediamo tante nuove leve che magari diventano sindaci, diventano consiglieri, diventano presidente del Consiglio, ma non hanno un'esperienza necessaria, quindi se la devono fare sul campo, per cui lei ha deciso questa esperienza di metterla a frutto nuovamente. Sì, certo, per carità, ognuno poi è padrone di fare, sentire, le aspirazioni uno non le può assolutamente frenare, anzi forse questo fermento diciamo, può essere anche importante in politica, però io credo che allo stato attuale, come stanno le cose, bisognerebbe invece guardare chi ha quell'esperienza che gli consenta, oltre evidentemente anche, devo dire per la verità, a una notorietà e una conoscenza nel territorio non solo delle persone, dei cittadini che abitano Agrigento, ma soprattutto anche delle zone di Agrigento, conoscere i vicoli, conoscere i quartieri, conoscere la realtà del territorio, conoscere i cittadini, conoscere se sono diciamo, cittadini particolarmente bisognosi, se sono cittadini che hanno necessità di essere accompagnati, di essere guidati, di avere sostegno, di avere un conforto, di avere un sorriso, un abbraccio, un sorriso, questa è diciamo, una carezza. Tutto questo io credo che sia importante. Poi il cittadino di Agrigento, tutti i giovani, eccetera, insomma, hanno perso quasi la speranza. La città è veramente addormentata. La città, io credo che occorrerebbe un sussulto diciamo, di dignità, un sussulto di rabbia, qualcosa di andare veramente a scardinare, comunque a invertire la rotta, perché c'è un appiattimento molto preoccupante. Una rassegnazione molto preoccupante. Ecco, lei fece tante cose allora, magari per i più giovani che non se lo ricordano. Vogliamo parlare, non chiaramente fare un elenco fino a se stesso, ecco, però lei ha fatto determinate opere ad Agrigento che sono rimaste e che ancora hanno la sua importanza. Sì, ricordiamone qualcuna, guardi, così, giusto per... Guardi, direttore, io praticamente... Quando mi sono presentato agli elettori nel 2001, a parte diciamo, l'elezione e il risultato che è stato eclatante allora. Insomma è stato anche definito bulgaro, no? Con il 76,4% al primo turno, record assoluto, pensi che ancora sono il sindaco più votato d'Italia come città capoluogo di provincia, quindi non è diciamo, una cosa che è avvenuta così, perché le cose evidentemente si sono costruite bene dal fatto che sono stato consigliere, presidente del consiglio, vice sindaco e poi sindaco, quindi ho fatto un cammino che credo sia importante, magari per chi ama fare politica, nel senso che si va formando piano piano. Quindi io praticamente da sindaco ho presentato un programma e quel programma è stato tutto completato, anzi oltre a quel programma sono state fatte delle cose in più, perché nel programma per esempio c'era scritto di fare il piano regolatore generale e il piano regolatore generale è stato approvato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, assessorato territorio e ambiente, e bisognava soltanto fare le prescrizioni esecutive che non sappiamo che fine abbiano fatto. È stato approvato il piano particolareggiato del centro storico. Piano del centro storico che alla città mancava dal 1974 con incarico al geometra De Vecchi e all'ingegnere Rizzo, e quindi un piano che doveva ricevere anche i finanziamenti da parte della regione siciliana, perché a suo tempo, non ricordo se nel 92 o nel 96, vi erano dei fondi per i centri, diciamo, per i centri storici
delle città, e Agrigento non ha potuto avere diciamo, questi finanziamenti proprio perché non aveva il piano. Quindi bisognava andare a fare anche qui una battaglia a Palermo, andare a chiedere al Presidente della Regione di allora, nel 2007 mi pare, o 2008, di dare quei finanziamenti che non furono concessi allora ad Agrigento per il centro storico di Agrigento, perché poi quei finanziamenti furono dirottati direttamente a Ortigia, a Modica, comunque nella zona Iblea. In altre zone, sì. Quindi, e poi la grande scommessa per cui c'era stata anche una campagna elettorale, un dibattito molto, molto, devo dire, attento, quella di costruire un dissalatore tutto per Agrigento. Cosa che fu fatta, dove a Porto Empedocle di 120 litri di acqua al secondo, che era stato assunto l'impegno preciso da parte della Regione Siciliana che non doveva gravare nelle casse comunali, anche con l'accordo del governo nazionale, allora Berlusconi presidente, e addirittura lo Stato chiedeva scusa alla città di Agrigento per averla tenuta assetata per più di 150 anni. Poi evidentemente è stato smantellato, forse perché non è stata mantenuta, diciamo, l'impegno che la Casa delle Libertà invece aveva con me, e quindi questo è andato perduto. Poi deve ricordare che noi abbiamo fatto il protocollo informatico al Comune di Agrigento, abbiamo fatto il SUAP, lo sportello unico, abbiamo fatto il SIT, il sistema territoriale informatico, abbiamo fatto sostanzialmente realizzato con il PT Valle dei Tempi numero 34 il parcheggio della zona Clinica Sant'Anna, per intenderci, il parcheggio degli autobus alla zona Villa Seta Cugnovela. Abbiamo consegnato alla città l'archivio notarile accanto a San Calogero, che era, dove c'è attualmente la biblioteca. Dove c'è la biblioteca attualmente, che era, diciamo, una struttura abbandonata a se stessa da tantissimo e lungo tempo. Poi abbiamo fatto la Casa Filippazzo, abbiamo fatto il Collegio dei Filippini, poi abbiamo fatto l'interconnessione dei serbatoi, tra il serbatoio dell'Itria, il serbatoio della Rupatenea, quello del Viale della Vittoria, perché noi abbiamo 3 momenti di approvvigionamento della città: la distallata di Gela, che è la zona, diciamo, est della città, poi abbiamo il Favara di Burgio, che è quello della zona ovest, e poi abbiamo quello del Voltano, che viene dalla zona di Cammarata e quant'altro, che arriva. Lei si ricorderà per esempio che ad Agrigento mancava l'acqua, in maniera, io allora dissi che mi dimettevo subito se non si andava ai ripari, eccetera eccetera, che poi sono andato a incatenarmi nella bretella di Passo Funnuto, perché l'acqua di Agrigento, che era stata costruita la condotta solo per servire sostanzialmente Agrigento e Caltanissetta, non la mandavano ad Agrigento ma la mandavano solo a Caltanissetta, 60 litri al secondo, noi non l'avevamo quest'acqua, io mi sono andato a incatenare lì con tutta la giunta, eccetera, e poi abbiamo avuto ragione, è stata data l'acqua ad Agrigento. Poi abbiamo praticamente riqualificato Villa Seta e Monserrato. Poi c'è stata purtroppo quella situazione di alta mafia che in qualche modo ha fatto perdere 9 milioni di euro e sono ritornate indietro allo Stato, perché era un finanziamento dello Stato. Le gare le aveva fatte tutte l'Istituto Popolare, l'Istituto Autonomo Case Popolari. Noi avevamo soltanto il controllo dei cantieri attraverso i nostri tecnici comunali. Noi abbiamo realizzato il cimitero di Piano Gatta attraverso il project financing. È stato costruito il cimitero, comunque il cimitero come struttura già era esistente, però si è realizzato tutta una serie di cappelle e quant'altro, e quindi era una necessità, una urgenza, dal momento che lo Stato e la Regione non mettevano più soldi per completarlo questo cimitero. Quindi abbiamo utilizzato anche questo. Abbiamo utilizzato anche la formula, quella di fare il parcheggio a Piazzale Rosselli, e lì era stato già avviato un project financing, allora mi ricordo c'era l'assessore Alonge. Quindi diciamo, l'amministrazione si muoveva a 360 gradi, nel senso che abbiamo asfaltato più di 50 km di strade, sono state messe più di 1362 corpi illuminanti. Cioè, dico, c'era, attenzione, poi lei si ricorderà le villette di Porta di Ponte, si ricorderà, insomma, che abbiamo in qualche modo ripavimentato la via Atenea, che era assolutamente molto pericolosa, specialmente per le donne, con i tacchi alti, eccetera. Insomma, le porto gli esempi più spiccioli proprio per far capire che c'era un'attenzione veramente nei confronti della città.
Abbiamo dato chiaramente priorità alle cose più importanti, però è chiaro che bisognava aspettare. Lei pensi che nel periodo in cui sono stato sindaco io sono stati spesi più di 60 milioni di euro di lavori, sono stati appaltati nel periodo in cui sono stato sindaco io. Io non so poi nelle amministrazioni precedenti quali sono stati i soldi, ma in 5 anni e mezzo sono stati spesi 62 milioni di euro di lavori pubblici. Sindaco, lei, ce la chiamo così perché è stato sindaco, quindi lei però quello era un momento florido, godeva anche di un certo appoggio politico, ricordiamo la sua appartenenza alla corrente del ministro Alfano. Ecco, ora in questo momento non c'è, perché l'onorevole Alfano, diciamo, si è dismesso dalla politica, ha perso scelte. Ecco, come pensa di colmare questo vuoto politico? Un attimo, dico, perché alla fine per fare il sindaco sì, il consenso popolare, ma ci vogliono anche le liste, ci vogliono le alleanze politiche. Ecco, per cui io che sto ascoltando la trasmissione, quali saranno le sue nuove alleanze politiche? Come penserà di catturare il voto dei cittadini, ma anche ci vuole l'appoggio dei partiti? Sì, certo, ha ragione, direttore, è chiaro che la sua è una domanda pertinente più che giusta. Io intanto devo dire, e lo dico così, che la mia candidatura è una candidatura, ho detto, nasce dal territorio, nasce dal popolo agrigentino e di tutti coloro i quali evidentemente pensano che ad Agrigento qualcosa possa cambiare. Non c'è nessuno dietro di me e non c'è nessuno neanche davanti a me. Davanti a me ci sono solo i cittadini con i problemi e con la voglia che hanno eventualmente di riscattarla questa città. Io sto lavorando già pronte due liste civiche, ne stiamo abbozzando molto probabilmente anche una terza, e devo dirle con tutta franchezza, anche essendo stato io un uomo di centrodestra, insomma la mia esperienza politica diciamo che è stata con la Casa delle Libertà, Berlusconi presidente, è chiaro che io praticamente ho una seria interlocuzione praticamente con il centrodestra, seria e interessata. Per cui diciamo questo è il mio, io praticamente sto mettendo a disposizione la mia persona, la mia esperienza, il mio bagaglio anche in termini diciamo di voti, se vogliamo chiamarlo così, il mio pacchetto di amicizie eccetera a disposizione di un'eventuale alleanza per vedere di riuscire a determinare un discorso nuovo. Quindi una coalizione magari che si qualcuno può pensare che io non faccio parte del nuovo, perché per essere nuovo magari uno deve avere 23 anni, 25 anni, però io penso insomma che avendo fatto un solo mandato, insomma almeno che possa esserci qualcuno che dice sì, non lo abbiamo giudicato, adesso siccome in effetti ha lavorato male, allora adesso è meglio che se ne va a casa, quello è, uno ne prende atto, e io credo con estrema chiarezza, ma anche con estrema, devo dire, umiltà, come del resto il mio modo di essere, non sono stato arrogante o presuntuoso, ho sempre accettato tutto e fatto tutto con grande diciamo, spirito di sacrificio. Uno dei cavalli diciamo, di battaglia di cui si parla sempre è la pulizia della città. Ecco, in questo senso lei cosa ha da dire? Ma guardi, io penso che questa amministrazione sia stata molto carente sotto questo punto di vista, credo che sia diciamo, la pecca più grossa sostanzialmente, perché questa diciamo, pulizia della città con chiaramente la raccolta differenziata, perché a me è un'esigenza necessaria e urgente farla in tutta Italia, non soltanto perché comunque noi abbiamo delle percentuali diciamo, che devono essere migliorate. Io credo che sia stata impostata male, prima perché quando una città deve fare un salto di civiltà, deve fare un salto di qualità, chiaramente intanto i cittadini vanno fatte le dovute diciamo, esami, le dovute analisi del territorio, cioè ad Agrigento c'è un 46% circa che non paga le tasse. Quando ci si dice l'amministrazione comunica che bisogna ritirare i cassonetti e bisogna portare l'ultima bolletta, evidentemente pagata della spazzatura,
è chiaro che praticamente si reca a ritirare una parte, l'altra parte evidentemente non può perché si trova in difetto. Quindi io credo che già questo sia stato un passaggio estremamente, perché se il tentativo era di andare a scovare attraverso diciamo, la consegna dei cassonetti o di questi contenitori, insomma questi cestelli, per scovare gli evasori, diciamo, cioè chi evade evade, quindi... diciamo, mi è sembrato poco accorto. Poi è chiaro che io avrei quantomeno per la prima fase lasciato, specialmente nelle aree dove c'è particolare difficoltà, eccetera, che c'è anche, se vogliamo, una sofferenza della popolazione, del territorio, eccetera, avrei lasciato anche i cassonetti magari della indifferenziata, lasciare che magari una volta alla settimana veniva ritirata questa, proprio per contenere intanto tutti quelli che in qualche modo non avevano i cestelli e quindi avevano comunque la possibilità di andare a conferire il rifiuto, senza fare questo spargimento che i sacchetti in mezzo alla strada. In tutto il territorio. Lei se va già nella strada Agrigento-Caltanissetta trova dei cumuli che fanno paura. Poi non parliamo all'interno delle aree o comunque nelle periferie, che c'è veramente una difficoltà. Per cui io credo che bisognava essere più accorti, considerare che esiste ad Agrigento anche una fascia debole di popolazione che è sofferente, che deve capire se pagare la spazzatura o comprare la spesa. Non dico che devono evadere le tasse, ma comunque l'amministrazione doveva tenere conto anche di queste, in maniera che praticamente cambiare, altrimenti cambiare diversamente, dare i cassonetti a tutti a prescindere dalla bolletta pagata, non solo, ma addirittura evitare pure questa spesa, perché io non so se sono costati 2 milioni o 2 milioni e mezzo di euro questi cassonetti, questi contenitori. Sì, sì. Bisognava, Mastelli, secondo me, questi mastelli. Secondo me bisognava, a mio modestissimo parere, per carità, non voglio assolutamente essere presuntuoso, direttamente i sacchetti con il codice a barre, già direttamente, che si identifica con la famiglia, i cittadini che pagano tra l'altro anche, andavano a ritirarli direttamente, si congedevano. Una sorta di nuovo censimento. Esatto, ci scrivevano il nome direttamente e quindi uno andava a depositare senza questa diciamo, dispersione di energia lavorativa. Io mi metto un po' nei panni anche di questi operatori ecologici che secondo me sono ormai, diciamo, in maniera forte depressi, sono anche stanchi, sono psicologicamente, perché non possono sostenere, diciamo, ogni mattina tutto questo svuotamento in questa maniera, eccetera, eccetera. Secondo me anche una cooperativa stessa non c'è bisogno di mettere 40, 50, 80, 200 cestelli, mettere 5 direttamente, quelli che sono, all'interno della cooperativa stessa, e il buon servizio si faceva senza lasciare, perché poi lei considera che c'è maltempo, che c'è il vento, che ci sono tutta una serie di situazioni, per cui questi cestelli hanno, diciamo, anche una durata breve e quindi, diciamo, dico, è stata affrettata e forse mal impostata, poteva fare meglio. Andiamo avanti perché il tempo scorre. Ecco, un'altra delle criticità, io dico, è quella del bilancio. Molti adducono che molte responsabilità finanziarie sono dovute alle passate amministrazioni. Chiaramente sappiamo anche che il bilancio di Agrigento oggi è in predissesto. Su questo cosa da dire? Ma guardi, io quando mi sono diciamo, ho preso possesso della macchina amministrativa, quindi al comune, una delle cose che bisognava subito, appena uno si siede, insomma, deve fare i conti subito con le disponibilità economico-finanziarie. Devo dire, allora vi era una piccola sofferenza, circa 9 miliardi di vecchie lire, però era, diciamo, un fatto che apparteneva alla fisiologia, diciamo, di chi amministra, perché cioè, qui sembrerebbe che chi amministra praticamente non deve tenere conto di quello che è stato fatto dagli altri. Purtroppo le amministrazioni si susseguono, quindi non è che uno ha un'amministrazione per sé, le amministrazioni si lasciano in eredità agli altri, quindi quello che si trova, si trova. Io nella fattispecie allora trovai praticamente, oltre questa sofferenza,
trovai anche via via, non subito, via via, perché poi una serie praticamente di debiti che non erano stati saldati a suo tempo, non erano stati pagati, che non erano debiti di fuori bilancio, erano sentenze passate in giudicato. Stiamo parlando di le aree alle cooperative edilizie e alle case popolari che si sono realizzate a Fontanelle, a Villa Seta, a Monserrato, eccetera, sono stati fatti gli espropri e non sono stati pagati i proprietari. Quindi che cosa è successo? Che questi proprietari hanno vinto e le sentenze sono passate in giudicato, quindi dovevano per forza essere pagate, altrimenti si impossessavano del patrimonio comunale. E quindi praticamente queste somme, che complessivamente erano già 12 milioni di euro, 12 milioni di euro, che ricordo così diciamo all'incirca, che bisognava pagare, restituirli certo, ai legittimi proprietari. Poi vi era anche la vicenda della fognatura di via Atenea, perché allora fu fatto il ciotolato con la ditta Saisebbe, no? E vi era un altro 5 miliardi e 800 mila lire, perché giustamente, no, 5 milioni e 800 mila lire, perché poi sono stati tramutati nel 2002, tramutati certo. nel 2002 in poi, e quindi questa è un'altra somma che si sommava già alla precedente. Poi per esempio io sono stato protagonista, e non mi vergogno, di avere istituito, diciamo, l'ho fatto con grande coraggio, no vergogna, l'ho fatto con coraggio, quella di diciamo, istituire l'avvocatura comunale. Cioè noi avevamo delle figure professionali che erano degli avvocati al comune di Agrigento, quindi non capivo perché bisognava tenere altri 3 avvocati che erano tra l'altro incaricati dal 1975, che poi Fu una battaglia allora, ricordo. hanno chiaramente chiesto la buonuscita, si chiama così. Questa buonuscita era 11 milioni di euro, diviso 3 avvocati che c'erano, però abbiamo creato anche qui. Quindi lei consideri, queste somme chiaramente si sono sommate via via, e quindi alla fine, dovendo pagare, noi siamo andati a Roma, ricordo allora con il segretario generale, dottore Infurnari, siamo andati a Roma alla Cassa Depositi e Prestiti e abbiamo chiesto un mutuo per pagare questi debiti. Questo mutuo è stato acceso nel 2004, dopo 20 anni scade nel 2024 e il Comune credo che paghi ancora 1.680.000 euro se non sbaglio, tranne che è stato rinegoziato e magari la somma sia cambiata. Però io credo che il risanamento o comunque il pagamento dei debiti di amministrazioni precedenti l'ho fatto io, forse sono stato l'unico che ha pagato, perché poi le sentenze dopo tantissimi anni, prima si rinvia, gli avvocati rinviano, quando sono arrivato io tutti i nodi sono arrivati al pettine e ho dovuto, perché facevo? Lasciavo il comune, scappavo, certo. dicevo che non ero stato io a avere procurato ciò e quindi bisognava in qualche modo. Bisogna amministrare, però amministrare con buonsenso, come un padre di famiglia, secondo quelli che sono diciamo, i canoni di una buona amministrazione. Sindaco, chiaramente questa è una prima intervista, lei ha accolto il nostro invito, sta preparando un suo programma più dettagliato, quindi diciamo vuole essere un po' un antipasto di ciò che sarà il suo fare. Sì. Avrà No, modo un'ultima cosa, sicuramente, però penso a un fatto importante per la città, lei lo ha detto all'inizio, ecco, una città che si va svuotando giorno dopo giorno, vediamo purtroppo i pullman della SAIS, i pullman di tante aziende che spesso ogni settimana insomma, i giovani vanno via, non riusciamo a capitalizzare la grande forza turistica che abbiamo, la Valle dei Templi, insomma tutto questo patrimonio. In questo senso cosa cercherà di fare, cosa potrà fare un nuovo sindaco? Ma guardi, questa è una leggenda metropolitana, il fatto di dire che i giovani ormai i cervelli vanno in fuga e tutti scappano non credo che scappano solo da Agrigento, scappano purtroppo dalla Sicilia, dal sud, eccetera, eccetera. Ma oggi la cosa che va fatta è quella di evitare che anche i nostri nipoti possano andarsene da Agrigento, quindi lasciare sostanzialmente
una città che invecchia e che chiaramente non ha un futuro. Bisogna diciamo, creare situazioni diverse, bisogna creare intanto la possibilità che si possano attrarre finanziamenti europei, che ci possano essere anche delle idee o comunque dei progetti che riguardano la città per il rilancio, che ci possa essere, per esempio Agrigento non ha né pesca, né artigianato, né industria, né edilizia. Agrigento ha soltanto una classe impiegatizia, 4 uffici provinciali e poi tutto finisce lì. Quindi dove sono le infrastrutture o comunque le grosse opportunità per i nostri concittadini? Per cui diciamo, diventa quasi impossibile frenare questo e cosa. Molto spesso si parla solo di immigrazione, non si parla di migrazione, si parla solo di immigrati, ma i nostri figli già sono certo. sono andati via, i miei figli sono a Bologna, quindi cioè, il problema è serio, ma non credo che sia un problema del sindaco, perché è un problema principalmente della politica. La politica si deve occupare di questo problema prima che si va verso la desertificazione. Sindaco, le lascio 3 minuti per diciamo, un appello, così, una sorta di sua idea sulle sue progettualità, ma chiaramente l'ho detto poco fa e lo ribadisco, questo è stato diciamo, un po' un antipasto di una sua candidatura, di un programma che lei andrà a stilare anche con i suoi alleati. Quindi cosa dire alla gente, a chi magari per la prima volta la sta ascoltando dopo tanti anni? No, io chiaramente mi rivolgo a tutta la città, anzi, chiaramente essendo un figlio del popolo, uno che ha vissuto ai quartieri, uno che abitava al centro storico, io chiedo che gli agrigentini, quelli che sono animati di buona volontà, quelli che amano davvero la città di Agrigento, si sveglino e che questa mia candidatura può rappresentare l'occasione per ribaltare qualcosa che rimane ancora allo stato quo. Evidentemente c'è un progetto preciso, quello di non fare decollare questa città, perché ormai è lampante sotto gli occhi di tutti. Io vorrei capire perché ad Agrigento non si possa realizzare un aeroporto, quando è una città per eccellenza la più interessante, la più visitata e quant'altro, quindi questo la dice lunga. E quindi di fare una sorta di quasi rivolta popolare, cioè quasi volere fare uno scatto d'orgoglio e dire qui è l'occasione veramente per sbaragliare, per andare avanti e per cercare veramente di ricostruire una nuova classe dirigente e politica, perché io credo che oggi, insomma, a parte qualche deputato, non è che abbiamo chissà quale faro illuminante, ammesso che sia stato un faro per la città il precedente, però io credo che ci sono tutte le condizioni e a vario titolo ognuno si può ritagliare il proprio spazio, ma l'importante è che lo si faccia con grande onestà, con grande correttezza e con lo spirito sempre di dare una risposta alla città e ai cittadini. Bene, noi ringraziamo l'ex sindaco Aldo Piazza, ricordiamo che fu sindaco dal 2001 al 2007, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, chiaramente non è stato un approfondimento molto approfondito, però abbiamo voluto un po' dare così la prima infarinatura di ciò che è stata la sua voglia e il suo desiderio anche di scendere in campo e chissà essere riconfermato, cosa che non lo fu tanti anni fa per una questione, per una scelta di partito. Grazie, ringrazio i nostri telespettatori. Il TV si può vedere sul canale 92 in tutta la Sicilia. Questa trasmissione sarà inserita anche nei nostri social, Facebook, Twitter e YouTube. Grazie, una buona serata e tanti auguri Aldo Piazza. Grazie direttore, colgo l'occasione per salutarla e ringraziarla per avermi invitato e per avermi dato anche la possibilità di spiegare. È il nostro lavoro, finché ce lo consentiranno. Credo che molti ricordino poco, perché sono passati 18 anni, magari 18 anni stiamo parlando già di uno che è maggiorenne, diventa maggiorenne, quindi molti non ricorderanno che al di là delle critiche che io accetto, per carità, o delle valutazioni che si possono fare, io dico che penso di essere stato un sindaco che ha fatto molto per questa città. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera a lei.